Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Questa sera, venerdì 26 novembre 2021, facciamo l'ultima diretta della settimana, che ricordo comunque molto, come dire, ehm, vissuta, nel senso sono parecchie le opportunità che mettiamo a vostra disposizione per porre un quesito gratuito. Infatti gli appuntamenti che normalmente ci trovano in diretta con voi sono il lunedì e il venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube, ma per questo mese stiamo facendo questa prova e pubblichiamo contestualmente su 3 canali diversi, dunque mi troverete anche sul canale YouTube del Marietto Veneziano e su uno dei gruppi Facebook a scelta, dunque insomma faremo qualche test, qualche verifica per vedere appunto il tipo di risposta che dà questo nuovo servizio. Vi ricordo dunque quali sono, appunto vi stavo dicendo gli appuntamenti, mi ritroverete lunedì alle 21:30, mercoledì alle 21 e venerdì di nuovo alle 21:30. Però c'è una sorpresa perché domani comunque il Marietto e io saremo congiuntamente in diretta alle 16:30. Dunque, se non dovessimo riuscire a rispondere a tutti questa sera, cioè se non dovessi, essendoci solo io questa sera, comunque vi ricordo che ci siamo anche domani pomeriggio. Bene, allora un'altra cosa importante per gli utenti che arrivano da Facebook, è necessario che autorizziate il link azzurro di StreamYard che avete visto comparire nel post. Dunque autorizzate, così potrete pubblicare il vostro commento e io potrò rispondere alla vostra domanda. Anche perché altrimenti qui non si capisce chi è a fare la domanda. Ricordo tra l'altro anche la modalità per formulare la vostra richiesta: dovete indicare il vostro nome e la vostra data di nascita, dovete formulare una domanda in modo chiaro, dunque approfittate di questa opportunità per richiedere qualcosa nel dettaglio, nello specifico e mi raccomando, se la vostra domanda dovesse riguardare anche un'altra persona, dunque la persona che vi sta a cuore, oppure un collega o chi che sia, mettete anche il nome e la data di nascita di questa persona. Mi raccomando, è importante. Questo perché? Perché le scie energetiche più sono dettagliate e più riusciamo ad agganciare quella corretta, dunque è importante per potervi dare una soddisfazione. Direi appunto che come vedete siamo presenti su Facebook, siamo presenti anche su internet tramite il sito www.ilcapitano.altervista.org. Vi ricordo che il materiale che abbiamo messo a disposizione è tantissimo, ci sono moltissime dispense che potrete scaricare in modo completamente gratuito dal sito, lo ripeto, ilcapitano.altervista.org. Per quanti dunque amano la radionica e hanno intenzione di applicarsi e di utilizzare le onde di forma, troveranno sicuramente moltissimo materiale a disposizione pronto per il download lì sul sito. Non solo, nei nostri canali YouTube sono presenti moltissimi link e condivisioni, sempre non solo di radionica, ma di molte altre discipline, delle quali ci occupiamo anche nei gruppi I Casti Sacerdotali, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, ma anche nel gruppo radiestesia, radionica, genesa, magie varie. Dunque ci trovate sicuramente in tutti questi gruppi con le nostre condivisioni. Vi ricordo un'altra piccola cosa: nel sito c'è anche la sezione shop dove potrete vedere quali sono i nostri servizi a pagamento. Vi ricordo anche che siamo disponibili per consulti privati di 45 minuti al costo di 20 euro, dunque potete prenotare il vostro appuntamento se lo desiderate, chiaramente. Ma non solo, il materiale a vostra disposizione è veramente tanto, abbiamo anche alcuni libri
ed ebook pubblicati che troverete sul Giardino dei Libri per tutti gli amanti anche dell'ermetismo e di questa disciplina che coniuga le leggi e i principi proprio tipici dell'ermetismo, dunque di questa tradizione esoterica molto antica con la radionica. Dunque, per quanti non ci conoscono, insomma, possono trovare veramente molto sul nostro conto. Bene, allora direi di cominciare con i saluti e anche a dare le risposte, anche perché questa sera è venerdì, ricordo per tutti gli spettatori o per tutti gli amanti del canale o per chi si troverà a passare da qui, che il venerdì Marietto Veneziano e io ci occupiamo dei riequilibri energetici per il tramite di una disciplina composita di radiestesia radionica. Bene, allora, buonasera Maria, buonasera Chiara, buonasera Claudia, buonasera Roberta, buonasera Tatiana, buonasera Palma, buonasera Farfalla Keter, che poi si chiama Francesca, buonasera Ridiamo con Jenny, buonasera Stella Azzurra, buonasera Tanor, buonasera Nadia, buonasera Dioniso e buonasera anche a chi che è venuto a infilare il muso sotto il braccio. Allora, vediamo di cominciare subito. La prima domanda è di Claudia. Troverò l'amore, 11 giugno 72. Vediamo un po' di rispondere alla nostra Claudia. La domanda sull'amore. Allora, vediamo il taglio. Allora, il taglio sembra preannunciare comunque un concretizzarsi di un qualcosa, cioè sono eventi chiaramente molto positivi per quanto riguarda le questioni sentimentali, questo ovviamente è solo il taglio, poi procediamo al solito con la stesura, ma potrebbe tornare l'interesse per una vecchia fiamma o comunque magari proprio tra queste persone che può svilupparsi qualcosa di interessante. Vediamo. Allora, Claudia, sei una donna che non rinuncia all'amore, che crede ancora tanto nella possibilità di amare e che ancora, per quanto riguarda il passato recente, ancora prova un sentimento importante per un uomo un po' più giovane. Dunque c'è qualcosa, vedi, certo la scritta copre un po', ecco qua, vedi, la costanza, la matrice, il domestico, dunque c'è così una figura che insomma riceve o ha le tue attenzioni, i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti tuttora o comunque diciamo li ha avuti per un bel po'. E qualcosa c'è anche stato, possiamo dire, una vicinanza di un certo tipo e forse anche un'idealizzazione in alcune circostanze, però come vedi è una linea che ti tiene ancora ancorata a un qualcosa. In questo momento siamo nella linea del presente, dunque descrive un po' i tempi che corrono in questo periodo per te, riguardo appunto l'amore. E c'è effettivamente, ci sono delle situazioni, ecco, che si muovono, che però sembrano non dare niente di particolarmente interessante. Come vedi ci sono più che altro o delle possibilità disattese, delle frustrazioni, c'è comunque un periodo dove qualcosa sembra muoversi ma nulla di veramente affidabile o comunque niente che ti faccia stare tanto tranquilla. Però nel prossimo periodo
qualcosa viene a cambiare completamente, la situazione. Sembra avvenire un'ottima, importante opportunità che chiude qualcosa, viene a chiudere forse col pregresso e a, portare finalmente nuova linfa, leggerezza, attenta però, mi raccomando anche a dare la giusta collocazione a questa situazione. Dunque, potrebbe trattarsi non solo di un periodo che finalmente, vede, te abbandonare, lasciare andare dei pesi e dunque una completa trasformazione, un profondo rinnovamento, ma anche, la possibilità che si chiuda qualcosa che fino ad oggi non ha, dato grandi frutti e che si apra un qualcosa però ancora di incerto. Dunque è sempre un invito comunque all'attenzione, perché la carta della leggerezza avvisa anche di non essere precipitosi, ma di, pazientare e, di cogliere l'occasione di questo rinnovamento. Dunque cogli questo periodo come un periodo di passaggio, di transito, ma anche invita o comunque, preannuncia, anche nuove passioni e qualcosa legato a persone che possono non essere del posto, Dunque, un periodo nuovo e sembrerebbe più positivo. Allora, cosa avviene, nel prossimo futuro ancora? Dei corteggiamenti, dunque c'è qualcosa, più di una cosa in ballo, ehm, tra cui magari non riesci a deciderti, non hai, come dire, una preferenza, particolare per nessuna di questi 2 candidati, di queste 2 persone, e da qui sembra invece intrufolarsi una terza. Dunque, è possibile addirittura appunto che, arrivi a un momento dove, qualcosa si muove molto comunque molto leggero, flirt, cose, che in questo momento, da quest'interpretazione non lasciano pensare a qualcosa di troppo, importante o serio. E dunque anche qui l'invito è a non lasciarti trascinare o coinvolgere in cose che poi magari non hanno, frutto o seguito, o comunque attenta anche alla possibilità che qualcuno, interferisca in qualche modo nelle tue scelte, nelle tue possibilità, nelle tue occasioni. Dunque mi raccomando, muoviti sempre con cautela e, non lasciare insomma, troppo agio alle persone di entrare, cioè, sii anche diffidente, è il giusto. Però è chiaro che la diffidenza e chiudersi non permette poi di vivere granché, però guarda, allora sembra proprio che comincerà tutto intanto tramite messaggi, telefonate, scambi, dunque un piano principalmente o almeno inizialmente virtuale, ma che in un secondo tempo comunque, possa anche avvenire qualcosa di più, non si esclude. In ogni caso compare il Gran Signore accompagnato dalla carta del Vedovo, dunque potrebbe indicare, ehm, alcune, sfumature diverse, no, alcune variabili. Il Gran Signore normalmente è comunque la persona giusta o l'uomo giusto, l'uomo che accudisce, l'uomo che si prende cura, che protegge, l'uomo generoso. Dunque, corrisponde al sole, no, il marito, lo sposo, è comunque, un bellissimo, segnale, no, cioè, qualcuno che effettivamente potrebbe fare la differenza in tutto questo marasma confuso e incerto che sembra, prospettarsi per il tuo prossimo futuro. Allora, questo potrebbe indicare che è un uomo comunque solo, magari veramente un vedovo, attenzione. Potrebbe anche indicare un uomo che è un po', appunto l'ho detto, un po' solo, un po' solitario, un po' incupito, però, fatto sta che, avrà comunque questa indole, questo interesse, questa predisposizione nei tuoi confronti.
Bene, allora andiamo a rispondere a Roberta. Vediamo anche, intanto se, ci sono poi altre persone che si sono collegate. Sì, allora c'è qui un utente Facebook che si chiama Daniela. Allora, Daniela, devi andare ad autorizzare il link azzurro di StreamYard, altrimenti non riesco, cioè vedo che chiedi per questa Daniela, ma non riesco a risponderti. Dunque, mi raccomando, autorizzate. Certo, Claudia, te lo auguro anch'io. Allora, vediamo un pochino, torno indietro e andiamo a rispondere, come ho detto, a Roberta. Buonasera. Ilde Marietto, allora per cortesia vorrei sapere se Rosario, 14 marzo del 60, si farà trovare a casa domenica, spero da solo. Roberta è del 1° ottobre del 65. Allora vediamo questo Rosario, se si fa trovare a casa da solo domenica. Vediamo insomma cosa dicono le sibille per Roberta. Allora, vediamo il taglio. Vedi, più solo di così, sì, secondo me dovresti coglierlo solo, trovarlo solo. Vediamo però. Beh, sai, la linea del presente che riguarda domenica direi proprio sì. Vedi che c'è l'incontro, sembra anche che sia possibile un chiarimento, comunque qualcosa di positivo. Devo dire che a parte una, un avvenimento un po' forte che però non è legato, o a meno che non ci stiano dicendo poi sul finire l'incontro di domenica come andrà, però devo dire che la risposta per quanto riguarda te è sì, cioè sì, si fa trovare, dovresti trovarlo solo a casa. Dovrebbe anche essere un'ottima occasione per chiarire quelle che sono delle situazioni pregresse, perché si vede che c'è stato un qualche contenzioso che probabilmente, anche se tu avevi ragione, però qualcuno deve aver proprio calcato un po' la mano, deve aver interferito in qualche modo, fuorviando con le parole. Dunque è chiaro che ci sono delle situazioni pregresse che secondo me hanno un buon margine di recupero. Anche vedi nel prossimo periodo o comunque nel corso dell'incontro sembra che appunto ci sia questo accordo, che insomma si recuperi un po' di serenità, però avverrà un qualcosa di inaspettato e probabilmente questo sarà invece un qualcosa che, visto che viene segnalato con la carta della disgrazia, probabilmente potrebbe insomma cadere come un fulmine al ciel sereno, nel senso qualcosa di inatteso. E qui morte, belvedere, superbia, gran signore. Beh, diciamo che potrebbe voler dire molte cosine, però di base c'è una situazione che è vero che un qualcosa si chiude, dunque probabilmente questo avvenimento che vediamo qui può portare appunto questo imprevisto, questa situazione che chiaramente ti travolge, no? Non è a causa tua, è come se tu ricevessi un qualcosa, no? Probabilmente mh, si crea, come dire, un disequilibrio, vedi che c'è comunque belvedere, superbia, cioè c'è qualche forma di fraintendimento che forse ha origine su una cosa caratteriale, dunque attenzione dunque a non capire male, a non inalberarsi, a non prendere posizioni troppo drastiche in ciascuno. Comunque c'è un po', come dire,
forse anche la sua mano in questo, magari anche lui può volutamente creare questo clima così, però di base la risposta alla tua domanda secondo me sì, dovresti trovarlo in casa da solo. Vediamo un pochettino, si sono aggiunte anche, Tam, buonasera, buonasera Laura, Michela, ripeto perché vedo compaiono questi utenti Facebook, se provenite da Facebook vi invito, come ho scritto nel post, da cui vi siete poi collegati alla diretta o da cui state guardando la diretta, dovete cliccare sul link azzurro StreamYard / Facebook per autorizzare la pubblicazione dei vostri commenti, altrimenti non si vede granché, almeno non qua dal mio, come si chiama, questo sto benedetto dispositivo da cui leggo i commenti, va bene. Allora andiamo avanti. Dunque, allora Palma, dovresti mettermi gentilmente di Giada la sua data, non so se l'hai inserita dopo. Ah, eccola qua, bravissima, 11 agosto 1999. Allora vediamo se Giada continua l'università. Allora, vediamo un po'. Giada e l'università. Ah, allora scusate, ok, cambiamo domanda. Vediamo, Giada e l'università. Mm. Allora, beh, questo è un taglio che sembrerebbe proprio molto positivo. Il Messaggero è sempre foriero di novità, ma anche di qualcuno che porta notizie, dunque potrebbe sottolineare o focalizzare l'attenzione su proprio la figura del messaggero, cioè la persona che veicola il messaggio, e dunque l'introduzione di novità per il tramite di qualcuno. L'artista nel caso delle questioni universitarie, normalmente oltre appunto a definire il percorso di studi, potrebbe anche indicare prove, verifiche, esami. Dunque, diciamo che potrebbe anche accarezzare l'idea di cambiare corso pur di non uscire dagli studi. Dunque c'è un qualcosina, vediamo però la stesa, eh. Ah, ai ai ai. Allora, dunque Palma, per quanto riguarda Giada, sai, è partita molto bene, anche perché è una ragazza che ha delle qualità. È una ragazza che ascolta, una ragazza tranquilla, comunque che ci mette impegno, vedi? Sicuramente può anche indicare che il percorso di studi che ha fatto è stato intrapreso con l'amica di sempre, dunque diciamo che siamo partiti bene, solo che a un certo punto si sono venute a creare delle circostanze dapprima incerte e poi proprio non per niente positive. Dunque la ragazza si è illusa e poi delusa. Deve essere avvenuto un qualcosa, ehm, magari sono esami che non sono andati tanto bene e dunque ha cominciato a dubitare, no, della sua scelta. Tra l'altro queste carte del presente indicano comunque che ci sono delle situazioni confuse e che probabilmente parte della confusione di Giada sulla scelta da compiere dipende anche da un qualcuno che ha incontrato nel suo percorso di studi. Attenzione, a me per esempio in passato, quando ho studiato io all'università, c'era proprio una docente che non mi calava
e io non riuscivo proprio a farmela andare bene, perché si era fissata che mi doveva dare 30 a tutti i costi perché, ero stata brava ma non bravissima in un'altra cosa, avevo un curriculum, non voleva rovinarmi la media, mi ha rimandato dall'esame 3 volte. Alla fine io per non vederla la quarta volta non ho più continuato l'università. Dunque potrebbe essere successo qualcosa di simile a lei. Dunque, cioè, vedi qualcuno che ha creato veramente impedimento e confusione, però non ha ancora le idee chiare, non sembra ancora, del tutto sicura di voler decidere ed è possibile che scelga di dare un'altra possibilità. Magari non è più tanto sicura di quello che in particolare ha scelto, di essere ancora, tra virgolette, "innamorata" del corso di studi che ha scelto. Dunque, vedo comunque che, ehm, sembra ancora resistere per un po', dunque in poche parole non la vedo abbandonare la cosa, la vedo cambiare prospettiva, anche se, ecco, tiene duro per un po', però alla fine si decide con il cambiare qualcosa. Vedi che c'è proprio mette in atto un qualcosa di volontario. Allora o cambia sede, o cambia corso di studi, optando per qualcos'altro. Dunque, non so se magari questa carta potrebbe anche indicare, appunto, insieme al viaggio, che decide di cambiare la sede, no, dell'ateneo, oppure proprio il corso di studi. Magari addirittura potrebbe avere a che fare col turismo, con le lingue straniere, con qualcosa di questo genere che può rientrare nella carta della leggerezza. Dunque, diciamo che c'è qualcosa ancora in ballo. Non credo che molli subito, farà un qualche tentativo, però purtroppo è l'esito che non mi piace tantissimo. La vedo tanto rassegnata e alla fine, se non chiude, cosa che invece sembrerebbe proprio, cioè se ti dovessi dire proprio la verità, Palma, da quello che vedo qui, sembra che a grande malincuore, con grande rammarico, alla fine abbandonerà gli studi, l'università. Però non è che lo farà a cuor leggero, sarà una scelta probabilmente sofferta. Che ti devo dire, con 'ste carte, lo vedi anche tu che interpretazioni disponibili sono molto limitate, sembrano comunque girare intorno a quello. C'è qualcosa che alla fine, nonostante tutto, o l'esito di questo trasferimento non sarà positivo, al che lei rinuncia e basta, fa che chiudere, oppure comunque avverrà un qualcosa che alla fine vedi che comunque sembra allontanarsi dal percorso universitario, almeno così, però non è che lo farà subito, non abbandona subito, ma la tendenza è un po' quella. Allora, vediamo un pochettino la prossima domanda, intanto vado a salutare anche, no, non si è aggiunto nessun altro, torno indietro. Abbiamo detto, ok, Francesca, 2,80, mi conviene cambiare sede di lavoro o stare dove sono? Vediamo che suggeriscono le sibille per te e per il lavoro. Per Francesca, 2 febbraio dell'80. Vabbè, però da una parte c'è aria di novità, dall'altra è un po' un blocco. Forse sei bloccata in questo momento, ma non indifferente a qualche cosa che potrebbe, insomma, eh, aprire nuovi capitoli. Vediamo un po', però in sostanza
Mh. Mh. Ma allora, vediamo un po'. Francesca, chissà che lavoro fai, perché, ehm, c'è già una situazione un po' particolare nel passato. Dunque, sacerdote ammalato, mh, malinconia, dunque allora, siccome compaiono queste 2 figure, da una parte il sacerdote, dall'altra compare invece il Gran Signore. Dunque, sarebbe da capire un po' se riguarda, le figure professionali a cui ti sei accostata nel passato recente, o quanto piuttosto il tipo di professione, perché, il sacerdote potrebbe indicare appunto persone in età da pensione o comunque con una lunga carriera, grande esperienza, che hanno un carattere insomma un po' rigido, vecchio stampo, burbero, un pochettino impostati, però comunque di grande sapienza, grande conoscenza, possibilmente nel ramo giuridico, nel ramo, scientifico, dunque qualcuno un po' così. Ehm, Oppure potrebbe anche dire che insomma, prima di fare la decisione giusta hai vissuto veramente grandi tormenti. Comunque compare poi anche questo Gran Signore, dunque potrebbe essere l'attuale, titolare o responsabile, qualcuno con cui hai materialmente concluso l'accordo nel passato, no, okay, perché c'è proprio la firma, la stipula del contratto. In questo momento vedi, ci sono delle situazioni che, è come se qualcuno creasse un po' così di impiccio, di ostacolo. Diciamo che non sono pericoli gravi, perché quando compare il nemico, insomma, sono situazioni gestibili. Pertanto è come dire che, in qualche circostanza dove, sembra che si ottengano dei buoni risultati, delle buone cose, ci sia qualcuno che spia, controlla, tiene d'occhio e magari rendiconta, riferisce, cioè, c'è una situazione un po', da riguardare, non pericolosa, ma da riguardare. Dunque, lo vediamo poi nell'esito, quello che in poche parole cercano di dire le sibille. Comunque arrivano delle novità che non sono importantissime, però comunque, comunicazioni, o informazioni che, potrebbero anche, indicare che è il momento di scegliere. Dunque, magari ti viene riferito qualcosa, no, da qualcuno nella cerchia dei colleghi, in ogni caso sembra che il deterrente più grande sia la possibilità di perdere una posizione che hai costruito nel tempo e dunque, diciamo che un po' forse è questa il pericolo, non solo, anche la possibilità che comunque ci sia qualche, mhmm, perdita economica rispetto alla situazione attuale, cioè oppure rispetto a quello che hai avuto finora si prospetta comunque nel prossimo periodo un ritocco, degli accordi economici. Pertanto, insomma, si farà largo, vedi qua c'è il rimpianto, il vedovo, si farà largo in te l'idea di trasferirti, di partire, forse perché c'è un clima che comincia a non essere più troppo favorevole. Qui è ancora gestibile, ma più avanti ci saranno delle situazioni, non so, potrebbero anche, innescarsi, in futuro, o grandi rimpianti, no, di non aver compiuto eventualmente una scelta o ancora peggio, che mi auguro di no, la possibilità che alcune forme di rivalità, di conflittualità raggiungano l'apice massimo, dove tu non desisti e dici: "Beh, forse è proprio meglio se me ne vado", Dunque, in ogni caso sembrerebbe proprio indicare il cambiamento.
Non ti vedo però proprio così decisa, prendo, vado. Secondo me starei ancora un pelino defilata per cercare di capire che piega prende la situazione attuale, ma di fatto sembrerebbe proprio indicare che sia meglio andare. L'esito poi, vedi che l'idea di sistemare le cose lì dove sei probabilmente, non è molto attendibile, Dunque, anche se sistemi qualcosina, non è sistemato veramente. Dunque, l'idea, resta quella di valutare veramente, le altre opzioni che hai, sì, valutale bene perché secondo me non sono da trascurare, Allora, cari amici, come dicevo purtroppo, stasera che è venerdì, la diretta è più corta, mentre lunedì, più o meno siamo di 35, di 40 minuti. Comunque il venerdì ricordo sempre che, il marietto e io, ci occupiamo dei riequilibri, energetici, dunque per le persone che si sono affidate a noi, sia per riportare i propri parametri vibrazionali al livello ideale, anche per questioni, per esempio, post vaccinali. Sono molti che ci hanno appunto chiesto di occuparsi di loro in questo senso, ma anche per le moltissime altre circostanze che in fondo al quotidiano possono destabilizzarci anche per questioni regresse, per questioni che abbiamo ereditato dagli antenati, per ferite che ci trasciniamo nel tempo. Insomma, i riequilibri abbracciano veramente molti punti su cui si va a lavorare e ovviamente a risintonizzare sulle frequenze migliori. Dunque il lavoro è bello, mi piace tantissimo, è un po' impegnativo e lungo, e dunque siccome mi attende un paio d'ore di lavoro, vi saluto e vi ringrazio tantissimo per aver scelto di trascorrere questo tempo in mia compagnia. Vi ricordo l'appuntamento di lunedì alle 21:30, dunque vi aspetto e vi auguro un buonissimo proseguimento di serata. Grazie sempre a tutti e buon weekend. A lunedì, eh!